solo una cosa, che mi lasciassero in pace, che da me non esigessero troppo, e che per qualche attimo al giorno potessi godere della libertà assoluta di appagare la mia fame. Per chi ignora l'appetito, il primo morso della fame è al contempo una sofferenza e un'eliminazione. Ero una bambina apatica e pressoché invalida, con la schiena curva, tanto da sembrare gobba, e mi mantenevo in vita solo perché ignoravo l'esistenza di altre vite. La mia assenza di interesse sconfinava nel nulla, non c'era niente che mi comunicasse qualcosa, niente che mi svegliasse, e, fragile fuscello sballottato a piacimento da onde misteriose, ignoravo perfino il desiderio di farla finita. A casa nostra non parlavamo molto, i bambini urlavano e gli adulti assolvevano i loro doveri come se fossero stati mangiavamo abbastanza, sempre in modo frugale, non ci maltrattavano, i nostri vestiti da poveri erano puliti ed abbracciati saldamente, in modo tale che, se da una parte potevamo vergognarcene, dall'altra non pativamo il freddo, ma tra noi non parlavamo. La rivelazione avvenne quando, a 5 anni, la prima volta che andai a scuola, fui sorpresa e spaventata nel sentire una voce che si rivolgeva a me e pronunciava il mio nome. René, domandava la voce, mentre io avvertivo una mano amica che si poggiava sulla mia. Eravamo nel corridoio dove avevano radunato i bambini il primo giorno di scuola, anche perché pioveva. René, continuava a modulare la voce che proveniva dall'alto, e la mano amichevole non smetteva di esercitare sul mio braccio leggere e delicate pressioni. Sollevai il capo in un movimento insolito che quasi mi dette le vertigini e incrociai uno sguardo. René, ero proprio io. Per la prima volta qualcuno mi si rivolgeva pronunciando il mio nome. Mentre i miei genitori usavano gesti o brontolini, una donna, di cui in quel momento notavo gli occhi chiari e il sorriso sulle labbra, si apriva un varco verso il mio cuore e, dicendo il mio nome, stabiliva con me una vicinanza di cui fino ad allora non avevo avuto neppure sentore. Mi vidi circondata da un mondo che improvvisamente si tingeva di colori. In un lampo doloroso percepii la pioggia che cadeva fuori, le finestre lavate dall'acqua, l'odore dei vestiti bagnati, l'angustia nel corridoio, sottile budello dove si agitava il gruppo dei bambini. La patina sugli attaccapanni con i ganci di rame su cui si ammassavano le mantelle di panno scadente e l'altezza dei soffitti, distanti come il cielo agli occhi di un bambino. Allora, con gli occhi tristi, collati ai suoi, mi aggrappai alla donna che mi aveva appena fatto nascere. René, riprese la voce, vuoi toglierti la mantella? E tenendomi saldamente perché non cadessi, mi spogliò con la rapidità di chi ha grande esperienza. A torto crediamo che il risveglio della coscienza coincida con l'ora della nostra prima nascita, forse perché è l'unica condizione vitale che sappiamo immaginare. Ci sembra di aver sempre visto e sentito, e forti di questa convinzione identifichiamo con la venuta al mondo l'istante decisivo in cui nasce la coscienza. Il fatto che per 5 anni una bambinetta di numero di meccanismo percettivo in azione dotato di vista, udito, olfatto, gusto e tatto abbia potuto vivere nella totale inconsapevolezza di se stessa e dell'universo smentisce questa teoria spiegativa, perché la coscienza per manifestarsi ha bisogno di un nome. Ebbene, per una concomitanza di circostanze sfortunate, sembra che nessuno avesse pensato a darmene uno. Ma che occhietti carini, aggiunse la maestra, e intuii che non mentiva, che in quel momento i miei occhi brillavano di tutta quella bellezza e, riflettendo il miracolo della mia nascita, scintillavano come 1000 fuochi. Cominciai a tremare e cercai nei suoi la complicità che nasce da ogni gioia condivisa. Nel suo sguardo dolce e benevolo non vidi altro che compassione. Nell'istante in cui finalmente nascevo, suscitavo solo pietà. Ero posseduta, poiché non potevo placare la mia fame nel gioco delle interazioni sociali inconcepibili per la mia condizione, sarei ricorsa ai libri. Così ne toccai uno per la prima volta. Avevo visto i più grandi della classe cercarvi all'interno tracce invisibili, come morsi dalla stessa forza, e, sprofondando nel silenzio, attingere dalla carta morta qualcosa che sembrava vivo. Imparai a leggere all'insaputa di tutti,
La maestra ripeteva sempre a pappagallo le lettere agli altri bambini, mentre io conoscevo già da molto tempo la solidarietà che intreccia i segni scritti, le loro infinite combinazioni e i meravigliosi suoni che ne avevano reso signora di quei luoghi fin dal primo giorno, quando lei aveva pronunciato il mio nome. Non lo seppe nessuno. Lessi come una forsennata, all'inizio di nascosto, poi, quando il normale tempo di apprendimento mi sembrò superato, alla luce del sole, ma curandomi di dissimulare il piacere e l'interesse che ne traevo. La bambina fragile era diventata un'anima famata.